Siete assolutamente la platea perfetta per questa introduzione, quindi vi invito ad ascoltarlo, soprattutto dall'uomo che ha inventato tutto. Grazie Paola, buonasera a tutti, siamo contenti e orgogliosi di poter essere qui a presentare il Believe in Festival, il primo festival italiano dei giovani per i giovani. È un festival realmente realizzato in questo stile, nel senso che, come vedete, i ragazzi che poi presenteranno sono giovanissimi, altri sono in sala e tutto è realizzato dai ragazzi e per i ragazzi stessi. È un'esperienza che è cresciuta a Verona e che negli ultimi anni ha costruito qualche cosa di grande. Quest'anno siamo orgogliosi di essere qui perché abbiamo ricevuto il patrocinio della Veneto Film Commission, oltre a quello della Regione Veneto, ma quello che ci ha reso più orgogliosi di tutti è il patrocinio del Ministero della Cultura, che ci ha detto che questo festival è arrivato ad avere una dimensione nazionale e quindi può avere una risonanza su tutta la nazione. Ecco, questa è una cosa bella perché ci aiuta a fare del bene per i giovani, e tutti i giovani sono impegnati in varie attività durante il festival. Adesso poi li sentiremo, c'è Raffaele che è il vice direttore del festival, ci sono Livia, Francesco e Davide che invece fanno parte della direzione artistica, il primo festival che ha scelto una direzione artistica fatta da ragazzi giovanissimi tra i 19 e tra i 20 e i 22 anni. Silvia, che l'abbiamo messa qua in mezzo, rappresenta tutti i giovani che hanno un po' la camicia bianca e che sono dietro di voi anche, che stanno facendo le foto, realizzando video, che invece tutto l'anno lavorano perché dietro le quinte questo festival possa essere veramente una grande occasione. E ci sono tanti sponsor, alcuni sponsor che ci sostengono, che sono aziende del territorio, e ci sono i patrocini del Comune, della Regione del Veneto, della Cultura, come vi ho detto, e collaborazioni con personaggi, chiamiamolo così, dello spettacolo, come è stata Paola, che lo scorso anno ha accettato di far parte della nostra giuria. Ti ringrazio Paola, ringrazio anche gli sponsor che ci sostengono, l'Ecodem in modo particolare, la TV, l'AMIA, il consorzio ZAI, Zecchini e tutti coloro che ci permettono di svolgerlo. E magari Paola, adesso se ci vuoi dire dal tuo punto di vista, insomma, come hai visto questo festival. Allora, io l'anno scorso sono stata un membro della giuria del Believe. Sono abituata, io sono critico di My Movies e sono giornalista del gruppo Corriere della Sera, quindi sono abituata ai festival molto grandi, ai festival come Venezia, come Cannes, come Berlino, eccetera, eccetera. Però mi incuriosiva molto questo festival, fatto dai giovani, pensato per i giovani e popolato di giovani. Devo dire che per me è stata una folgorazione, perché ho trovato non solo un festival organizzato veramente bene, con tanto di tappeto rosso, con un'organizzazione proprio che funzionava come un orologio svizzero, ma ho trovato una professionalità da parte di tutti questi ragazzi, che io posso chiamare ragazzi perché potrei essergli mamma, che veramente mi ha stupito e mi ha commosso. Vi dico solo che l'anno scorso abbiamo premiato 2 corti. Uno era fatto da un ragazzo di 19 anni, aveva una professionalità che era invidiabile. Io ho fatto anche la selezionatrice qui a Venezia della Settimana della Critica e devo dire che i corti che arrivavano da loro non erano da meno di quelli che arrivano per concorrere per la Settimana della Critica. L'altro corto che abbiamo premiato era di una ragazza di 14 anni che l'aveva girato alle medie. Quindi stiamo parlando veramente di giovani, non i giovani che hanno 30-40 anni e dicono noi siamo i giovani. I giovani sono questi. E intanto io passerei la parola al vice direttore, che è Raffaele Casato. Raffaele. Grazie mille Paola, per noi è davvero un'emozione essere qua e molto è stato detto, molto lascerò dire ai ragazzi della direzione artistica e a Silvia in rappresentanza di tutto lo staff che collabora alla realizzazione di questo grande festival. L'anno scorso, mi piace dire, abbiamo raccolto più di 70 volontari che ci hanno dato una mano e hanno permesso di realizzare questo grande evento. Che cosa vi posso raccontare io? Io vi racconto il programma del festival. Il festival si terrà dal 20 al 23 di ottobre di questo anno. Inizierà giovedì il primo pomeriggio con l'arrivo dei concorrenti e proseguirà nel pomeriggio con una visita guidata della città e con la cena in un ristorante tipico. Perché questa scelta? Perché ci piace dare la possibilità a ragazzi che vengono da tutta Italia di conoscere Verona, di conoscere la sua cultura, di conoscere i suoi cibi
e di sostenere così gli esercenti del nostro territorio. Venerdì mattina una grande novità di questa nuova edizione, con il coinvolgimento delle scuole. Realizzeremo una mattinata dedicata alle scuole secondarie di secondo grado presso il Palazzo della Gran Guardia e presso il Teatro Ristori. L'idea è di coinvolgere più di 1000 studenti di queste scuole, proiettando i cortometraggi pervenuti in concorso, i cortometraggi in particolare della sezione esordienti, e proiettando un breve video documentario di alcuni ragazzi di Mariupol che saranno presenti in sala per raccontare la loro esperienza del conflitto russo-ucraino. E nel frattempo i ragazzi invece un po' più grandi della selezione ufficiale, poi loro vi spiegheranno meglio che cosa sono, vivranno un pitch e un momento di workshop. Nel pomeriggio tutti insieme un grande momento di workshop collettivo nel centro della città di Verona. Non vi svegliamo molto, ma ci sarà un grande evento con il coinvolgimento anche di un regista di calibro come Gaetano Morbioli. Sabato mattina proseguirà con un'altra sessione di workshop aperta a tutte e due le categorie, sezione esordienti e sezione selezione ufficiale. Il primo pomeriggio vedrà le prove del red carpet e dalle 17 ci sarà appunto il red carpet davanti al Teatro Ristori, seguito dalla proiezione di tutti i cortometraggi in concorso, 12 cortometraggi, e dalle premiazioni, nonché infine da un buffet di gala. La domenica mattina invece i saluti e le partenze di tutti i concorrenti. Paola, io ritorno da te che sai come prosegue questo pomeriggio. Allora, abbiamo presentato il vice direttore, però non abbiamo formalmente presentato la macchina da guerra che c'è dietro a tutto questo, che è Francesco Daré. È veramente, io l'ho visto all'opera ed è una forza trainante, una persona veramente irresistibile che si porta dietro tutti questi ragazzi per tutta Verona e li tratta come principi. Francesco, io vedo che hai in mano qualcosa di molto interessante. Sì, allora questo è il trofeo. Ogni grande festival, e anche noi ci consideriamo un festival in crescita, ha un suo trofeo. Questo è un trofeo in bronzo, è la statuina, il nostro Oscar, potremmo chiamarlo così, che rappresenta Verona, l'arena. In piedi sopra l'arena c'è un giovane che sostiene una pellicola cinematografica che si srotola. È realizzato in bronzo, come i bronzi di Riace, e dura tutta la vita. Ogni copia è singola e autentica perché è stata scolpita da un artista veronese, insieme ad altri premi, che questo è il trofeo, e poi ci sono i premi che ci racconteranno la nostra direzione artistica. Ecco, passiamo dunque la parola alla direzione artistica, che sono questi personaggi che vedete lì seduti. Ci sono Davide Mogna, Francesco Arcese, Livia Ferraguzzi e Antonio Di Giacomo. Allora, cominciamo con te, Davide? Cominciamo con me, grazie Paola. Sì, io introduco brevemente quella che è la direzione artistica che porto avanti insieme a questi baldi giovani più uno, che purtroppo non c'è qui oggi. Che cosa è questa direzione artistica? L'anno scorso c'è stata questa volontà di istituire, diciamo, questo organo che fosse una direzione artistica realmente giovane, per portare avanti proprio la filosofia alla base del festival, cioè dei giovani per i giovani, l'abbiamo detto, e non si può fare un lavoro tra pari dei giovani per i giovani veramente senza che i giovani siano coinvolti in prima persona, anche in tutta la fase di ideazione e progettazione. E questo è un po' quello che noi quattro, sotto l'attentissima supervisione della nostra direzione generale, stiamo portando avanti. Scusami Davide, ti interrompo solo per dire a riprova, di quanti anni hai e di quanti anni aveva quando ha girato il suo primo film? Io attualmente ho 21 anni e ho fatto il primo film a 15. Questo significa essere veramente giovani. Ed è stato proprio questo film che mi ha permesso di entrare in contatto con il Believe, che con un'apertura mentale veramente rarissima, direi forse unica, mi ha permesso di entrare. Infatti tutti noi che facciamo parte adesso della direzione artistica siamo passati per varie strade attraverso il Believe e abbiamo partecipato, io come giudice e loro tre come partecipanti
partecipanti, come concorrenti, hanno anche vinto dei premi, ecco, e da lì ci siamo ritrovati in questa direzione artistica. Cosa facciamo principalmente? Poi loro dettaglieranno anche meglio. Cerchiamo veramente di portare avanti questa filosofia, cercando di coinvolgere il più possibile altri giovani come noi. Stiamo cercando veramente di espandere il nostro team al massimo su Verona, ma anche in tutta Italia, grazie anche all'aiuto e alla collaborazione di tanti enti, di tante persone che in prima persona propongono delle iniziative, delle idee e rendono grande il festival in questo modo. E questa è un po' l'attività di coordinamento generale che facciamo a livello artistico del festival. Al momento nel pratico siamo anche impegnati nella selezione dei cortometraggi che arrivano attraverso le nostre iscrizioni, che ricordo sono aperte ancora solo per pochissimi giorni. Avete tempo fino al 4 di settembre alle ore 23:59 per iscrivervi e inviare il vostro cortometraggio, e noi ci stiamo occupando anche di una prima selezione di queste opere, quindi vedendo tantissimi cortometraggi provenienti da tutta Italia e da ragazzi veramente, come dicevi tu, dai 13 ai 24 anni. È un'emozione sempre unica, ecco. Direi Francesco, che lascio la parola ai colleghi. Cosa ci racconti? Sì, abbiamo parlato di tutti quelli che sono dietro alla grande macchina del nostro festival, ora mi concentrerei invece sui partecipanti. I nostri partecipanti sono divisi in due categorie: c'è la categoria della sezione degli esordienti, che è quella proprio dai 14 anni ai 19, sono quelli più piccoli, quelli che in genere realizzano anche il loro primo cortometraggio, e molto spesso è anche un cortometraggio realizzato proprio ad hoc per il nostro festival, e per loro abbiamo creato un evento dedicato che è quello della proiezione con le scuole, in modo tale da proiettare i loro cortometraggi in un evento in cui tutto il pubblico è costituito da loro coetanei e quindi in una dimensione di peer-to-peer. Contestualmente abbiamo anche deciso di avere una selezione ufficiale che è comunque costituita da ragazzi molto giovani, perché fino ai 24 anni, e che riguarda invece dei ragazzi che comunque hanno magari già fatto delle prime esperienze. Abbiamo avuto per esempio anche quest'anno degli esempi di ragazzi che hanno partecipato quando erano più piccoli e hanno deciso di ripartecipare anche quest'anno una volta maturata la loro esperienza, e che serve anche in una dimensione di rete e connessione, di aiuto da parte di ragazzi che sono partecipanti al festival e che possono aiutare anche quelli più piccoli, e questo per noi è un argomento fondamentale. Perché per noi è fondamentale, visto che i nostri partecipanti sono così giovani, una dimensione di crescita verso anche magari un ambito più professionalizzante nell'ambito del cinema, e per questo vorrei lasciar parlare Livia. Allora Livia, scusati, solo un secondo, volevo introdurre il tuo segmento, anche perché purtroppo, scusatemi, ma devo andare a correre dietro a tutte le 1000 cose della mostra del cinema. Livia vi parlerà dei workshop, e io posso dare una piccola testimonianza personale dicendo che io ho tenuto il workshop di sceneggiatura. Io insegno sceneggiatura all'Università Cattolica. All'interno del Believe ho fatto lezione di sceneggiatura a questi ragazzi che erano molto più giovani dei miei studenti normali, soliti, però erano assolutamente desiderosi di imparare come si scrive una sceneggiatura, e come me c'erano altri colleghi, membri della giuria, che hanno fatto la stessa cosa. Per cui lascio la parola a Livia, ringrazio tutti voi, ringrazio soprattutto Francesco, vi ringrazio per avermi ospitato, e vi invito tutti a scoprire questa realtà, perché è veramente una realtà unica. Livia. Grazie a te Paola. Grazie Livia, ringrazio Paola e gli facciamo un applauso anche. Ecco, grazie per essere stata con noi e ti auguriamo buon lavoro. Grazie. Livia. Esattamente, tra le attività che proponiamo ai nostri concorrenti ci sono dei workshop. Sempre in un'ottica formativa, i ragazzi partecipano a delle vere e proprie lezioni condotte dai giudici e dagli ospiti del festival, in modo che si crei un dialogo tra i ragazzi e i giudici che poi premieranno i loro corti. E oltre a questo, come ha già detto Raffaele, parteciperanno i ragazzi della selezione ufficiale a una pitch session in cui avranno modo di confrontarsi anche tra di loro, di condividere le loro storie e le loro esperienze. E, a proposito di formazione, abbiamo anche dei premi per i ragazzi vincitori, selezionati appunto dalla giuria. Proponiamo sia premi monetari per sostenere il talento dei ragazzi che premi formativi, con le borse di studio messe a disposizione dalla Florence Movie Academy, che è partner del festival fin dall'inizio.
Sì, in quest'ottica, se aggiungo una cosa, in quest'ottica di guardare sempre al futuro e rimanere connessi in un qualche modo ai ragazzi, proponiamo tutte queste occasioni formative, come ha detto Livia, e proponiamo anche altre occasioni proprio direttamente connesse al festival. L'anno scorso proprio abbiamo lanciato la nostra piattaforma streaming dedicata, che si chiama Believe Play, la potete trovare su believeplay.tv, in cui abbiamo inizialmente raccolto tutti i cortometraggi partecipanti alla scorsa edizione del festival e stiamo continuando ad aggiungerne altri anche al di fuori del festival stesso. Quest'anno porteremo avanti questo discorso perché quello che abbiamo visto era proprio una necessità di dare una casa a questi lavori, a queste opere, fare in modo che non finissero nel marasma di YouTube o addirittura di Instagram e di Facebook, ma potessero trovare uno spazio dedicato dove i ragazzi potessero anche esprimersi appieno in uno spazio unico anche. Ecco, questa è una delle altre iniziative molto importanti che stiamo portando avanti, sempre in un'ottica di visibilità maggiore per i nostri ragazzi e per i concorrenti. Quest'anno abbiamo rinnovato una partnership importante con UCI Cinemas che ci permetterà di avere il cortometraggio vincitore negli UCI Cinemas di tutta Italia, proiettato in testa ad un film. Questa è un'occasione sicuramente importantissima per dei ragazzi che si affacciano per la prima volta, ecco, anche al mercato cinematografico per espandere il proprio lavoro un po' in tutta Italia. Direi che ripasso la parola a te, direttore. Davide. Allora, prima di annunciare i membri della giuria di quest'anno, che sono una sorpresa, e alcuni sono proprio qui anche, che passeggiano che girano qui a Venezia, alcuni li incontreremo in questi giorni, io farei vedere un breve video di 50 secondi che è una sintesi del festival dello scorso anno e si può vedere qualche immagine di che cosa si è realizzato almeno durante la serata finale. Da quale altre parti è possibile fare una cosa del genere alla nostra età? Il Festival Italiano dei Giovani per i giovani. Mi emoziona, sono tutto emozionato perché la prima volta che lo vedo così in grande. Sono stata contentissima di poter visionare i vostri corti perché non hanno nulla da invidiare a nessuno. Tutto quello che organizzate qua è magnifico, è bellissimo. No, non so che dire, non me l'aspettavo. Ecco, questa è una breve sintesi sul Believe Play, sulla nostra piattaforma. È possibile vedere tutta la serata dell'anno scorso, le premiazioni e anche ulteriori sintesi e interviste fatte ai diversi concorrenti. Quest'anno ogni anno la giuria del festival è cresciuta, abbiamo sempre trovato persone che hanno amato il nostro festival e ci hanno aiutato a crescere. Quest'anno fin dalla prima edizione abbiamo avuto un partner importante che è la Fondazione Ente dello Spettacolo, che gestisce tutta la sala stampa che c'è qui a fianco alla Regione del Veneto, e il coordinatore della rivista del cinematografo, Gianluca Arnone, nonché direttore del Terzo Millennio Film Festival. Abbiamo proprio formalizzato prima, ha accettato di essere giudice e sarà presidente di giuria della terza edizione. Poi tra i giudici ci saranno Aurora Ruffino, attrice italiana, e anche lei la incontreremo proprio il 5, abbiamo l'incontro sempre qui a Venezia predisposto con lei. Ci sarà Martina Barone, critica cinematografica e giornalista, e poi ci sarà Aldo Giuliano, che è un regista cinematografico italiano, e Gaetano Morbioli, che è un regista di videoclip musicali veronese che ci accompagna già da 3 edizioni. Lo scorso anno era presidente di giuria e quest'anno invece realizzerà un workshop Stage in Action proprio con tutti i ragazzi all'interno della città di Verona. Una giuria che crediamo molto importante e soprattutto che ci piace mettere in contatto direttamente con i ragazzi, cioè una giuria che
con la quale si può parlare, si può incontrare, ci si può far dare dei consigli per poter crescere all'interno della settima arte. Allora, io però avrei adesso doveva farlo Paola, ma eravamo un po' in ritardo nei tempi, così, e quindi te la faccio io. Silvia, tu rappresenti un po' tanti giovani del team, no? che realizzano questo festival. Perché durante l'anno, va bene, ecco, ti prendi del tempo, tanto tempo, molti lo fanno per tanto tempo, e dedichi uno spazio proprio a costruire un festival, anche se magari non sei direttamente interessata proprio al mondo del cinema. Che cos'è che ti spinge a vivere questa esperienza? Allora, direi che le motivazioni principali sono due. Una è che vedere realizzato uno spazio per dei ragazzi che hanno la mia età, poco più grandi o poco più piccoli, dove possono coltivare la loro passione e condividerla con altri coetanei e con esperti del settore, è quello che mi spinge a farlo. Vedere poi i loro ringraziamenti o la soddisfazione nei ragazzi che partecipano al nostro festival è quello che, diciamo, ci dà una spinta in più per continuare a dare il nostro tempo e le nostre energie per fare questo festival. E d'altro canto anche diciamo che è un'occasione unica per noi che lavoriamo e diciamo che non ci sono altre occasioni cioè abbiamo in mano un festival, e portare avanti un progetto da soli con magari ruoli anche abbastanza importanti non capita molto spesso alla nostra età, e quindi vedere poi realizzati questi progetti e vedere il nostro stampo nelle cose che abbiamo fatto e la soddisfazione di tutti alla fine del festival, alla fine di tutti i nostri progetti, diciamo che sì, ci dà cioè è quello che ci porta avanti e quello che ci dice ok, tutto il tempo che ho impiegato per fare questa cosa o le energie o sì, questo insomma ne è valsa la pena. Grazie Silvia. Wow, allora dai, un applauso per questi ragazzi. Un applauso perché anche per proprio tutti i ragazzi che portano avanti, perché se ci fregiamo, insomma, e siamo contenti di poterlo dire, che è nato questo primo festival dei giovani per i giovani, è proprio quello che dice Silvia, è vero, lo portiamo avanti, si sono fatti pari dispari per chi poteva parlare, insomma, oggi, e quindi le quote rosa hanno vinto, è giusto che sia così. Va bene, e come vedete, ecco, io voglio ringraziare veramente voi che ci avete ascoltato, chi ci segue da casa con la diretta su Instagram, e tutti i tecnici che stanno riprendendo, ecco, e tutti i giovani che si stanno impegnando, perché soltanto con il vostro entusiasmo, con la vostra gioia, con la vostra voglia di continuare a far crescere questa esperienza, diventerà veramente, se non un grande festival, un festival autentico per tutti i giovani dell'Italia. Grazie a tutti. Beh, non resta allora che salutarvi e invitarvi tutti a venire a vedere il nostro festival a Verona nella serata finale di sabato 22 ottobre, oppure se non potrete essere presenti a Verona, sulla nostra piattaforma Believe Play sarà possibile seguire tutta la diretta televisiva della trasmissione della serata finale, nonché anche rimanere in contatto con noi sulla web radio Believe Radio. Vi aspettiamo tutti, buon pomeriggio. Grazie. Grazie.